Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Incidente stradale stamani lungo la strada statale 115, siamo a Montallegro nell'Agrigentino. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un'auto all'altezza del laghetto Gorgo. Ferito il conducente dell'automobile, un uomo di Siculiana, trasportato tramite i sanitari del 118 intervenuti sul posto al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. Illeso invece il camionista che proveniva dalla provincia di Catania. Abusava di un migrante minorenne, ma il furto del cellulare lo ha incastrato. Un cinquantenne è stato arrestato dalla polizia a Catania a seguito della denuncia della vittima. Dopo incontri in cambio di soldi e sigarette, il minore ha rubato il telefono dell'uomo che segnala il giovane alle forze dell'ordine che avviano le indagini scoprendo gli abusi. Pendolari bloccati, collegamenti marittimi ancora interrotti e disagi per la popolazione eoliana. Il maltempo che ha colpito la Sicilia ha messo a dura prova le isole minori e la piccola frazione di Ginostra Stromboli. Stamane il traghetto ha trasferito nelle isole i pendolari che erano rimasti bloccati a Milazzo, mentre restano ancora al porto gli aliscafi. In merito al bando per i servizi relativi alla riscossione dei tributi da parte di comuni ed enti locali della Regione, su segnalazione del Presidente Schifani, abbiamo concordato di sospendere la procedura di affidamento dell'accertamento e della riscossione dei tributi degli enti locali della Regione a garanzia dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, lo afferma l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.